Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la ridò io, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti, proprio per conoscere meglio questa nazione a stelle e strisce che tanto fa parlare di sé, ma che poco in realtà si comprende fino in fondo. Cominciamo con le tantissime notizie che sono arrivate direttamente dagli States questa scorsa settimana, questo scorso weekend, tra l'altro infuocato perché? Perché parleremo di ICE, della polizia dedicata all'immigrazione per quanto riguarda gli Stati Uniti, parliamo anche di tutte le vicissitudini che hanno contraddistinto queste proteste che si sono susseguite a Minneapolis e in tutto il Minnesota a guida democratica proprio contro i corpi federali. Parliamo anche poi delle truffe per quanto riguarda i casi dei centri di istruzione della Somalia. Faremo semplicemente un piccolo riepilogo perché poi vi saranno anche probabilmente dei futuri aggiornamenti sulla California democratica. Vedremo però cosa succederà. Innanzitutto, cominciamo con quello che sta avvenendo a Minneapolis per quanto riguarda queste proteste contro la polizia dedicata all'immigrazione. Parliamo di purtroppo, agenti federali che hanno ucciso, un altro, cittadino americano proprio nella stessa Minneapolis, addirittura dopo il caso di Renee Good, la donna, che aveva assaltato, la polizia che stava facendo ovviamente il proprio lavoro, un altro video con Alex Pretti, un 37enne che stava, però tenendo in mano solamente un telefono, mentre stava aiutando però altri rivoltosi, possiamo chiamarli, in realtà, per come stanno conducendo le proteste negli Stati Uniti. È stato prima, messo a terra e poi, purtroppo, provando, a liberarsi, si è visto che, sembra proprio che sia stato poi sparato per il suo tentativo di fuga, che questo ovviamente non viene sottolineato, diciamo dai media mainstream italiani, ma, la gravità comunque del fatto, in realtà, rimane, perché secondo me sottolinea come l'ICE non sia forse, non sia sceso in campo con il giusto addestramento, anche perché in realtà questa è una situazione inusuale, perché vediamo le istituzioni democratiche come, lo stesso governatore, del Minnesota che, rema contro, questa istituzione federale, questa agenzia federale e anche altre istituzioni a guida democratica che ufficialmente dissero in passato, e ne abbiamo anche riportato in questa rubrica, di schierarsi apertamente contro lo stesso ICE per cercare anche di fermare il loro lavoro. Quindi questa ovviamente è una questione importantissima per gli Stati Uniti, per la sicurezza pubblica, ma anche, per quanto riguarda la stessa ICE che si trova non addestrata, è una situazione di sommosso popolare. Addirittura, vengono bloccati, gli agenti e vengono anche descritti malamente dai media quando sono costretti purtroppo anche ad arrestare i bambini per, deportarli, per espellerli, perché sono alieni
allo Stato americano. E, vi sono però 2 importanti dichiarazioni che, bisogna sottolineare proprio per quello che sta succedendo, nella tanto discussa Minnesota. Oltre al fatto, che Tim Walz, il governatore democratico e ricorderete anche vicepresidente per Kamala Harris nella campagna elettorale, del 2024, Tim Walz ha, paragonato ICE, un'agenzia federale, l'ha paragonata alla Gestapo nazista, addirittura fornendo forti parallelismi tra, ICE e un evento veramente oscuro per la storia umana e che nessuno vorrebbe vedersi, tra l'altro avvenire nel proprio salottino di casa, ecco. Diciamo, cerchiamo di, anche moderare un po' i termini perché sono dichiarazioni forti da parte di un governatore che secondo me, sputa anche un po' sulla coscienza, scusatemi la volgarità, però è una dichiarazione veramente forte parlando di un evento che ha segnato la storia umana. Ecco, forse il governatore Walz avrebbe bisogno magari, di leggersi Se questo è un uomo del nostro Primo Levi per capire la differenza fra, quello che sta avvenendo negli Stati Uniti nel 2026 e quello che purtroppo è avvenuto anche a casa nostra, negli anni '40 e alla fine degli anni '30. Parliamo anche tra l'altro di, Stephen King anche che si è espresso contro, ICE chiamandola addirittura anche lo stesso autore, ehm, come Gestapo. Nonostante questo bisogna ricordarsi che Stephen King, diciamo che forse ha perso un po' il polso con la realtà, perché l'altra volta che ha fatto dichiarazioni molto, molto, molto pesanti si era scoperto che era una fake news. Quindi chiediamo al grandissimo autore, anche perché si tratta di un grande intellettuale, di forse stare più attento ai toni che utilizza sui social. E andando avanti, con le notizie, abbiamo visto un Donald Trump che ha ritirato, l'invito al vicino Canada per quanto riguarda, la sua organizzazione Board of Peace, quindi diciamo questa tavolata, tradotta proprio in maniera letterale, tavolata della pace, questa organizzazione che, ovviamente lui definisce come molto prestigiosa, ma, un Donald Trump che ha fatto anche un evento pubblico, una conferenza molto importante per quanto riguarda questa decisione. Ha invitato il presidente degli Stati Uniti, anche la Russia, anche la Bielorussia, anche la Francia, anche la Germania, anche il Vietnam, anche la Finlandia, l'Ucraina, l'Irlanda, la Grecia, Israele e la Cina per avere anche, evidentemente anche stati potenti al proprio interno. Parliamo anche poi, dell'incontro a Davos con, addirittura Zelensky che, secondo il leader, il presidente ucraino, l'Europa non sta facendo abbastanza, per esempio in Iran, diciamo dando anche qui corda, al presidente Trump che invece sembra molto molto solido per quanto riguarda, l'intervento in Iran, anche se ovviamente per ora, dato che si tratta di una sommossa popolare, nonostante le tantissime vittime, addirittura
c'è chi parla di decine di migliaia di vittime. Ovviamente le fonti non possono essere affidabili totalmente, non per malafede o buona fede nei confronti del regime iraniano, semplicemente perché è difficile mantenere il conto delle vittime se un regime come quello iraniano cerca di insabbiare la situazione in maniera attiva. Parliamo anche di una situazione per quanto riguarda proprio Gaza. Il presidente Donald Trump ha voluto proprio prestare molta attenzione a quello che sta avvenendo, ovviamente, per quanto riguarda il cessate il fuoco, e vi sono stati tanti leader che hanno deciso di firmare proprio in questo momento quella che è la tavolata della pace proprio per Gaza, ma non solo. Il presidente dell'Argentina Milei, ovviamente, il primo ministro dell'Armenia, il presidente dell'Azerbaigian, il presidente della Bulgaria, il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban, presidente dell'Indonesia, il primo ministro per il regno della Giordania, anche perché è vicino alle sue zone, come anche il Kazakistan, il presidente del Kosovo, il presidente addirittura del Pakistan, il presidente del Paraguay, il primo ministro dello Stato del Qatar Al-Thani, il ministro degli affari esteri per quanto riguarda l'Arabia Saudita. Questo è molto molto importante, anche perché bisogna cercare, ovviamente, lo sapranno anche meglio di me gli studiosi del luogo, di avere anche l'appoggio di tanti stati arabi potenti come quelli a guida sceicca, anche perché potrebbero magari aiutare con i finanziamenti o anche per stabilizzare semplicemente la zona. Chiudiamo con, ad esempio, il rappresentante per quanto riguarda gli Emirati Arabi Uniti, il presidente dell'Uzbekistan e anche il primo ministro della Mongolia. Vedremo poi se gli stati europei vorranno partecipare a questo ehm, importante tavolata, in questa importante organizzazione proprio per la pace. Intendo stati europei, ovviamente, lasciando stare quelli che sono già entrati, parlo ovviamente di quelli dell'Europa occidentale, quelli NATO. Il presidente J.D. Vance, tra l'altro, si è espresso per quanto riguarda quello che sta avvenendo ovviamente in Minnesota, tornando quindi a parlare di politica nazionale. Parliamo di un J.D. Vance che ha dichiarato quanto sia problematica la situazione in Minneapolis, e che è intenzionato ad andare soprattutto per parlare con gli agenti federali e capire come diminuire il caos per le strade. Parliamo anche di una situazione che secondo J.D. Vance, per diminuire tutto quello che riguarda il caos a Minneapolis, tutto quello che bisogna fare se si è un cittadino di questo importante centro statunitense, è quello di non schierarsi e di non lottare contro le forze dell'ordine dedicate proprio all'immigrazione. E non è così difficile, proprio parole del vicepresidente. Una dei suoi, tra l'altro, dei suoi obiettivi è di cercare di calmare la tensione, di parlare con i cittadini comuni e capire che cosa si possa fare di più. Ehm, Criticato ovviamente, dai politici locali, perché il vicepresidente in questo momento non sta parlando di accountability, quindi di responsabilità
per i cittadini e soprattutto in realtà per la polizia dedicata all'immigrazione. Vedremo cosa succederà in futuro. Secondo me, la polizia dedicata all'immigrazione, come dicevo anche in precedenza in questa stessa rubrica, dovrebbe cercare di abbassare le tensioni, anche se bisogna osservare che non è facile. Vedremo però cosa succederà in futuro proprio su questo fronte. Intanto, proprio una personalità che ha deciso di attaccare una chiesa del Minnesota proprio in protesta dell'ICE, quindi della polizia dedicata all'immigrazione, ha raccolto negli ultimi anni circa 1.000.000 per quanto riguarda le organizzazioni no profit dedicate alla lotta alla povertà. Parliamo anche quindi di facinorosi che utilizzano nobili scopi ovviamente, aiutare le persone povere per poi finanziare questi atti violenti contro, tra l'altro, le persone comuni, perché invadendo uno spazio religioso senza neanche, non che dovessero, ma senza neanche attaccare, persone addestrate, ma cittadini comuni, diciamo che mostra lo spessore culturale di queste personalità. Parliamo anche, tra l'altro, di un giornalista, del giornalista indipendente che ha, svelato quelle frodi, quelle truffe, che stanno avvenendo tuttora, perché probabilmente, è difficile smantellare, delle operazioni così imponenti in poco tempo nel Minnesota a guida democratica, a guida Tim Walz. Parliamo, di Nick Shirley che ha dichiarato, che il suo prossimo avversario sarà, la California. Addirittura secondo lui sembra quasi certo che vi siano delle truffe in questo momento, che stiano avvenendo proprio nello stesso stato, a guida democratica, a guida Newsom invece, che è quello che probabilmente sarà il candidato presidente nel 2028. Secondo il giovane, mhmm, parliamo anche, di truffe che stanno avvenendo in tutti gli States. Vedremo ovviamente, perché queste sono ovviamente, affermazioni che dovranno essere poi, coadiuvate da, delle prove perlomeno visive. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto, una buona settimana a tutti, una buona giornata a tutti. Vi aspetto sempre qui su Radio Libertà, sempre qui per